Io vi auguro di cuore di non bere, perché il bere porta male, anche perché il bere è peggio della droga. È un appello diretto ai giovani, quello di Antonio Rossel, classe 1941, ex alcolista in trattamento e oggi orgoglioso nonno di 4 nipoti e testimonial nelle scuole del Veneto. Antonio la sua battaglia l'ha vinta e oggi sfoglia i ricordi di una vita, l'infanzia difficile ad Oreggia, in un dopoguerra avaro di tutto, la miseria all'orfanotrofio a Castelfranco con Don Ernesto Bordignon. Poi la ricerca di un riscatto in Svizzera, dove conosce ancora giovanissimo la sua Bruna e la sposa. Nascono Sabrina e poi Lara, ma il periodo buio arriva con il rientro in Italia. Antonio non trova lavoro, si sente inadatto e comincia a bere. Bevevo tutte le sere, rientravo tardi, tutti i motivi per uscire per bere erano buoni, telefonavo raccontando bugie alla moglie e rubavo anche soldi di nascosto pur di poter di bere. Il punto di svolta quando Antonio ha una crisi epilettica, troppo alcol e viene portato d'urgenza in ospedale. Il professore mi ha detto: guardi, lei deve smettere, altrimenti sarà la sua fine. E là ho detto basta, voglio decidere, non voglio più bere. Quella notte non ho più bevuto, adesso 34 anni che non bevo più, sono molto contento. Antonio entra così nell'associazione degli alcolisti in trattamento del dottor Vladimir Rudolin. La moglie e le figlie lo seguono con assoluta dedizione per anni. La persona che beve deve arrivare a capire da per sé che non può più bere. Una dedizione che arriva a compimento in questi giorni, 56 gli anni di matrimonio, con Antonio che ha ancora qualcosa da dire alla sua Bruna. L'ho fatto molto soffrire, oggi mi chiedo perdono. E siamo arrivati qua, a 56 anni di matrimonio, con tanta fatica, ma siamo qua. Sì.